Buongiorno carissimi fratelli e sorelle, buon sabato a tutti, un sabato che tradizionalmente è affidato alle mani di Maria, perciò ancora una volta noi diciamo buongiorno Maria. Iniziamo però la nostra giornata ponendola sotto la protezione del Signore perché ci benedica, ci protegga, ci guidi e ci faccia sempre sperimentare l'amore suo per noi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia. Cristo che hai portato nel grembo, alleluia. È risorto come aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per noi, alleluia. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia. Il Signore è veramente risorto, alleluia. Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Ed ora il nostro pensiero mariano. Oggi ci rivolgiamo a Maria come madre del buon consiglio. Nel Vangelo di Giovanni così è scritto: in quel tempo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. E Gesù rispose: che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. Ma la madre dice ai servi: fate quello che vi dirà. La Beata Vergine è giustamente onorata sotto il titolo di Madre del Buon Consiglio. Ella è la Madre di Cristo, che Isaia profeticamente chiamò Consigliere ammirabile. Visse tutta la sua vita sotto la guida dello Spirito del Consiglio, che la avvolse. Aderì intimamente all'eterno consiglio di ricapitolare in Cristo tutte le cose. Venne da Dio colmata dei doni dello Spirito Santo, fra i quali emerge lo spirito della sapienza. La Beata Vergine Maria viene celebrata come madre e maestra, che arricchita del dono del consiglio, con animo colmo di beatitudine e gratitudine, annuncia ciò che dice la sapienza stessa. A me appartiene il consiglio e la saggezza, mia è la prudenza, mia la fortezza. E questi doni ella volentieri li elargisce ai suoi figli e discepoli, esortandoli a compiere anzitutto ciò che Cristo ha detto loro di fare. Il nostro racconto quotidiano. Se non me lo lasci fare, non potrò andare a scuola, mi vergognerei troppo. È terribilmente importante, mamma. Elena scoppiò a piangere. Era la sua arma più efficace. Uffa, fa come vuoi, brontolò la madre, sbattendo il cucchiaio nel lavello. Sembrerai un mostro, peggio per te. In altre 24 famiglie stava avvenendo una scenetta più o meno simile. Erano i ragazzi della seconda B della scuola media Carlo Alberto di Savoia. Per quel giorno avevano preso una decisione importante, ma gli allievi della seconda B erano 25. In effetti, solo nella 25esima famiglia le cose stavano andando in un modo diverso. Elisabetta era un concentrato di apprensione. La mamma e il papà cercavano di incoraggiarla. Era la 15ª volta che la ragazzina correva a guardarsi nello specchio. Mi prenderanno in giro, lo so. Pensa a Marisa che non mi sopporto, o a Paolo che mi chiama canna da pesca. Non aspetteranno altro. Grossi lacrimoni salati ricominciarono a scorrere sulle guance della ragazzina. Cercò di sistemarsi il cappellino sportivo, che le stava un po' largo. Il papà la guardò
con la sua aria tranquilla. Coraggio, Elisabette, ti ricresceranno presto. Stai reagendo molto bene alla cura e fra qualche mese starai benissimo. Sì, ma guarda. Elisabetta indicò con aria affranta la sua testa che si rifletteva nello specchio, lucida e rosea. La cura contro la leucemia, che l'aveva colpita 2 mesi prima, le aveva fatto cadere tutti i capelli. La mamma la abbracciò. Forza, Elisabetta, si abitueranno presto, vedrai. Elisabetta tirò su col naso, si infilò il cappellino, preso lo zainetto e si avviò. Davanti alla porta della seconda B il cuore le martellava forte. Chiuse gli occhi ed entrò. Quando riaprì gli occhi per cercare il suo banco, vide qualcosa di strano. Tutti, ma proprio tutti, i suoi compagni avevano un cappellino in testa. Si voltarono verso di lei e sorridendo si tolsero il cappello, esclamando: «Bentornata, Elisabetta!» Erano tutti rasati a zero. Anche Marisa, così fiera dei suoi riccioli, anche Paolo, anche Elena, Giangi, Francesca. Tutti si alzarono e abbracciarono Elisabetta, che non sapeva se piangere o ridere e mormorava soltanto «Grazie». Dalla cattedra sorrideva anche il professor Donati, che non si era rasato i capelli perché era pelato di suo e aveva la testa come una palla da biliardo. Carissimi, fratelli e sorelle, la compassione è amare con il cuore di Dio. Preghiamo. Signore, tu sai quanto timidi e incerti sono i pensieri di noi tuoi figli. Per intercessione di Maria, Madre del Buon Consiglio, nel cui grembo virginale il Verbo si è fatto uomo, concedi a noi il tuo Spirito, perché ci faccia conoscere ciò che piace a te e ci guidi nei travagli della vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il nostro fioretto, oggi, pregherai per tutti i bambini ammalati. Buona giornata a tutti.